Torniamo in diretta, 9 ore in questo momento in onda con la nostra edizione straordinaria. Andiamo subito da Ilaria Marchiori che è con Giorgio Deste, ma prima di questo vi faccio vedere Chioggia. Guardate queste immagini, mi sembra di riconoscere la sagoma di un sommozzatore, tra l'altro, sì, che sta nuotando, lo vedete qui sulla destra, si immerge per verificare che all'interno del furgone non vi sia nessuno, ovviamente, perché quel furgone è finito in acqua. Questa è un'operazione di intervento dei Vigili del Fuoco che, ricordo perché non l'abbiamo sottolineato, come aveva detto Dattilo, sono arrivati anche a Pellestrina e questo è un dato importante. Eccolo qua, vedete il sommozzatore dei Vigili del Fuoco a verificare che non sia un bilancio peggiore in quello che stiamo vedendo in queste immagini impressionanti e continuiamo a vedere. Abbiamo fatto rivedere molto poco in queste 9 ore di diretta, continuano ad arrivare contributi di novità, lo vedete, di ulteriori aggiornamenti delle notizie che colpiscono dei danni causati dal maltempo di questa notte e non solo. Allora, con Giorgio Deste e Ilaria Marchiori, vai. Sì, eccoci qui Ferdinando. Allora, innanzitutto siamo insieme all'assessore alla protezione civile alla polizia locale Giorgio Deste. Assessore, stiamo aspettando l'arrivo del Premier Conte e del Ministro. Che cosa dobbiamo aspettarci da questo incontro? La sua presenza qui nel nostro territorio è certo un dato sensibile, ci fa capire la vicinanza dello Stato, ma ci auguriamo che nel concreto poi si trasformi in realtà. Abbiamo bisogno della vicinanza del governo proprio perché è stato ribadito anche stamane dal governatore Zaia e dal sindaco Brugnaro proprio l'importanza e l'evidenza di questa delicatissima città e di quello che è avvenuto, per cui i danni sono inquantificabili al momento e per cui nel lavoro che si andrà a fare ci auguriamo di trovare ampia condivisione su quello che necessita la città. Ecco, lei sa se il Premier Conte effettuerà un sopralluogo nelle zone più colpite, se lo farà oggi, se lo farà domani, perché al momento ovviamente non si sa ancora molto. Tra poco sarà qui da noi e sarà un work in progress, verosimilmente ci saranno delle tappe che consentiranno al Premier di visitare la città e soprattutto in ordine a quanto è avvenuto in merito ai danni che si sono verificati a causa dell'evento negativo. Per cui ci auguriamo che questi eventi e queste condizioni gli diano maggior consapevolezza di quanto si tratta. Assessore, tantissime le forze della protezione civile e della polizia locale in campo. Un grazie sempre a tutti gli uomini che sono intervenuti nell'emergenza, in particolar modo ai volontari di protezione civile, ma anche a tutte le forze dell'ordine e gli operatori dei vigili del fuoco, la polizia locale. Sono tantissimi gli attori che si sono immediatamente prestati e che sono intervenuti sul territorio. Anche oggi ce ne sono circa un centinaio di volontari di protezione civile che assieme ai vigili del fuoco sono intervenuti e stanno continuando a lavorare nell'isola di Pellestrina, che è stata oggetto di un importante allagamento. Questo oggi ha trovato soddisfazione, mi auguro anche per i cittadini, perché sono momenti molto difficili, è un tema complesso, ma bisogna insistere e continuare, anche perché ci poniamo quella domanda: e se avessimo potuto azionare il Mose avremmo avuto questo effetto? Ecco, anche in questo caso l'appello ovviamente allo Stato, perché ci sono persone che accusano il sindaco e l'amministrazione quando noi sappiamo benissimo che il Mose non è nelle mani del sindaco né dell'amministrazione, ne abbiamo parlato anche poco fa. No, certo, così come nell'impossibilità di avere prevedibilità in ordine a un evento straordinario, eccezionale come quello che si è creato ieri sera, storicamente il secondo grande alluvione dopo il 1966, per cui è un momento davvero importante e su questo dobbiamo mantenere alta sia la guardia in termini di prevenzione e di prudenza anche per tutto quello che sono le conseguenze causate da questo evento, ma soprattutto dobbiamo anche intervenire con il governo per assicurarsi che questi episodi non possano più verificarsi. Cosa ci dobbiamo aspettare nelle prossime ore, questa sera, domani? Intanto domani le scuole saranno riaperte, questo è stato detto anche stamane durante la conferenza stampa in protezione civile. Prossime ore cosa si deve aspettare la città? Naturalmente sempre scongiurando che accada qualcosa di imprevedibile come è successo la notte scorsa.
Sì, l'imprevedibilità di ieri sera è stata data proprio dall'incrocio del vento della Bora e dello scirocco, che si sono appunto incrociate e assieme a raffiche molto importanti hanno creato questo fortissimo disagio. Per le prossime ore stiamo continuando a lavorare naturalmente, ma non prevediamo quote così particolarmente alte, dovremo stare attorno ai 120-130 cm. Per domani mattina lo stesso dovremo stare attorno ai 130 cm, ma comunque c'è un monitoraggio ampio, e colgo anche l'occasione perché oggi proprio in conferenza stampa c'è stata una grande disponibilità e riconoscimento sia del fenomeno ma anche del lavoro fatto dal Capo Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Quindi possiamo tranquillamente dire che nonostante tutto, nonostante questa marea eccezionale, questa imprevedibilità, la città alla fine non si è fatta cogliere impreparata, se non altro negli interventi. La città si è sentita violentata sia strutturalmente che in termini di popolazione, perché è stato un evento che ha creato un forte dramma anche psicologico nel territorio. Su questo io desidero affermare e riconfermare la nostra vicinanza alla città, tutti i cittadini, e ci stiamo apprestando anche con l'ausilio di persone terze che arrivano da altre parti del Veneto, ma abbiamo avuto grande solidarietà da tutta la nazione proprio per contribuire e rendere sempre più veloce ed efficace gli interventi del territorio per ripristinare la sicurezza dei luoghi e delle persone. Ecco Ferdinando, volevo dirti una cosa. Sì. Guarda, solo due flash, perché è legato a quello che diceva ora Sì. D'Este. Dunque, il prossimo picco oggi molto sostenuto, previsto alle 23:30 circa, 23:35, 120 centimetri. Anche domani molto sostenuta, ma dovrebbe essere più serena la condizione. Il problema è venerdì, come dicevamo, al mattino mi sembra di capire, con 140 centimetri previsti, cioè con le condizioni che ha prefigurato il governatore Luca Zaia. Vorrei capire cosa dice D'Este, che attesa ha. Assessore, mi chiedono dallo studio, abbiamo visto insomma, il picco previsto per questa sera, quello per domani, ma insomma, il problema più grosso, l'abbiamo detto, è venerdì. Ecco, le sue sensazioni in tal senso, visto che comunque manca un giorno e mezzo? Rimangono sensazioni, soprattutto auspici che non si debba ripetere il fenomeno. Ci preoccupano tutte le prossime ore, ma in particolare appunto venerdì sera, perché dai grafici, dai modelli acquisiti e dai dati avuti fino ad oggi, questo ci fa presagire che ci possa essere una punta tra i 140 e i 150 circa. Però sapete benissimo che tra mezz'ora potrebbe girare il vento, cambiarci la condizione, quindi sono situazioni sempre molto delicate, equilibri difficili, e per cui su questo cercheremo di mantenere informati, aggiornati tutti i cittadini attraverso i canali di informazione. Ecco Ferdinando, ci sono altre domande? No, prego, chiarissimo, quindi la sera di venerdì comunque, va bene, vai Ilaria. Sì, per la sera di venerdì. Volevo solo dirti una cosa che mi hanno appena raccontato dei cittadini, insomma dei veneziani. Sostenevano che non Scusami, ci siano ti interrompo, il Presidente Conte è atteso alle 16:30 presso i Giardini Papadopoli, quindi zona dove sei tu però, lì vicino? Al centro operativo del municipio? Sì, poco distante, poco distante. Quindi infatti fra ora 10 libereremo minuti, l'assessore D'Este e... Io farei il tragitto insieme all'assessore D'Este, che credo debba andare lì. Sì, assessore, facciamo il tragitto insieme durante la diretta finché andiamo al comando. 16:30 Giardini Papadopoli, quindi il Premier Conte è arrivato, di fatto è atterrato a Venezia. Ecco, vedete, si stanno muovendo Ilaria Marchiori e l'assessore Giorgio D'Este. Se volete intanto continuare, perché volevi precisare alcune cose Ilaria, noi ti seguiamo con Nicoletta Rizzetto, grazie anche a Nicoletta per il suo lavoro, prego. No, Ferdinando, volevo raccontarti un episodio un'osservazione che mi è stata posta da più di un cittadino, da più di un veneziano nel corso proprio di questa giornata. Ovvero che, così mi hanno raccontato, non si vedono televisioni nazionali in zona, moltissime televisioni straniere, ma non nazionali. Questo è quanto mi hanno detto, si sentono un po'
trascurati qui. È una delle lamentele, insomma, a parte tutto quello che è accaduto, però parlando proprio con i veneziani, insomma, con i cittadini, con chi è qui, e anche spesso leggendo, no, i commenti sui social, questa cosa sembra sia molto sentita, molto forte, quasi come a dire di Venezia non gliene importa molto al resto del paese, quando in realtà sappiamo bene che stiamo parlando di una delle città più belle del mondo, come ha detto il sindaco Brugnaro, la città unica al mondo, per cui sì, volevo segnalarti Ilaria, questa vorrei cosa. dare tregua anche a Nicoletta Rizzetto, povera, che ha lo zaino più pesante, poi credo, per seguirvi, quindi muovetevi in tranquillità. Noi adesso vediamo un altro video che è questo. Fabri, se mi aiutate in regia con Tony, Renzo e Andrea, i danni causati dall'acqua alta, questo è anche l'istituto bancario, e la violenza dell'acqua ha sfondato le vetrate. Parliamo di vetri rinforzati, come immaginerete, e questo è l'effetto della violentissima ondata di maltempo della notte. Dunque 10 minuti circa e ci sarà il premier Giuseppe Conte atteso ai Giardini Papadopoli lì vicino, mentre ancora prosegue appunto la camminata. Niente, qui si è bloccato. Vediamo, riascoltiamo il governatore Luca Zaia, non in conferenza stampa, subito dopo, per quando ha risposto alle domande dei giornalisti delle televisioni. Lo sappiamo, ce l'avete detto tutti in decine di sms, sappiamo che gli altri non hanno fatto, messaggi su Facebook eccetera. Noi facciamo il nostro lavoro, non possiamo rispondere anche per gli altri. Allora, né incensarci, dobbiamo fare il nostro lavoro. Sentiamo Luca Zaia. Lo dico ai cittadini, lo dico a tutti i veneti, visto e considerato che le previsioni ci dicono e ci fanno purtroppo preoccupare per le tante precipitazioni nevose che dovrebbero superare almeno in 2 o 3 giorni i 120 cm, che significa che con uno scirocco come questo, quindi con temperature miti e non fredde come si dovrebbe avere, c'è il rischio che le nevi si sciolgano, che vadano a valle, arrivino ovviamente in laguna, arrivino in mare, il mare non riceve, quindi c'è ancora acqua alta, ancora fiumi che si ingrossano, e speriamo che non si ripeta lo scenario del 2010 dove 235 comuni e 1040 famiglie e imprese si sono ritrovate l'acqua in casa. Sindaco, lei ha detto adesso ci giochiamo la credibilità. Ci giochiamo la credibilità del paese, non quella di Venezia, la credibilità del paese, cioè Venezia è uno dei primi gioielli del nostro paese. Il Presidente della Repubblica è uno di quelli che l'ha capito meglio. Oggi mi ha chiamato, lo voglio ringraziare ancora, perché testimonia l'interesse dello Stato italiano e capisce lo Stato il perché tutto il mondo guarda Venezia. Il mondo guarda Venezia perché Venezia rappresenta il nostro Made in Italy, vuol dire il nostro futuro economico anche, cioè tutta la gestione immateriale di quello che è una vita di una città, altro non è che il risultato proprio di un Made in Italy. Ecco perché Venezia deve assolutamente partire da questa grande tragedia, perché questa è una tragedia come quella del 66, e partire da questa tragedia per unirsi. Poi il problema era che abbiamo delle barriere sulle case, sui negozi, sulle attività, sugli alberghi, su tutto quello che è la vita della città, che arriva a contenere, diciamo, un'acqua più bassa, che è sempre fastidiosa, ma tutto sommato in qualche modo la città si era un po' abituata a convivere, no, con questa cosa. Le acque eccezionali invece era il vero motivo per cui si è costruito le difese del Mose, che attenzione, il Mose non sono soltanto le paratoie mobili, ma anche il sistema di tutto quanto il rafforzamento di Pellestrina, del Lido e anche delle aree di Marghera che devono separare la laguna dall'inquinante. A noi quello che deve interessare oggi è tirare una riga e dire ok, la finiamo qua, la mettiamo in funzione sta roba, ci dite come sono le questioni, cioè adesso vanno finite e oggi siamo noi l'emergenza. Certamente la politica non deve ridurre Venezia a quello che ha ridotto altre zone del paese. Io penso a Taranto, dove c'è la lotta fra l'occupazione e la salute. Ecco, mettere una società, dei cittadini, una comunità di fronte a questa alternativa è il fallimento della politica. Venezia non è Taranto, però anche lei ha delle alternative da trovare, da scegliere, prendere delle scelte che possano permettere alla città di essere vivibile, possa tornare a essere una città. Ecco, io
una volta ho detto una Disneyland, una Pompei, stiamo andando verso qualcosa di simile anche se nella diversità, ecco. Però non è più una città abitata, non è più una città dove si sentono le voci dei bambini. Allora vi faccio vedere il País, quotidiano spagnolo. Venezia soffre la sua peggiore inondazione dal 1966, come vedete una acqua alta che arriva a 187 centimetri durante la notte e annega il vestibolo, la cripta della Basilica di San Marco. Il governatore della regione dice una devastazione apocalittica e questa è la foto che il País, anche con un video, anzi in realtà pubblica sulla sua pagina. Allora, ed eccolo qui. Dunque, pochi istanti perché è arrivato il Premier Giuseppe Conte. Vediamo se è vero, è arrivato il Premier Giuseppe Conte, Giardini Papadopoli. Pochi istanti pubblicitari, cominciamo con Ilaria Marchiori.